Intanto ringrazio tutti quelli che hanno parlato prima di me, perché è stato veramente un caloroso benvenuto in Lega, devo dirlo, è veramente caloroso, quindi grazie, sono contenta di far parte di questa squadra. Insomma, un primo giorno di scuola, fra virgolette, anche se non sembra così, perché tutta la Lega l'ha abbracciata forte, ha ricordato il suo lavoro in 5 anni e anche riuscire a comunicarlo ai veronesi, insomma, una città che cambia. Sì, è così, sono 5 anni in realtà che siamo in staffetta, in particolare con Elisa De Berti e Luca Zanotto, e quindi è proprio questo che mi è piaciuto della Lega, la sinergia per arrivare fino a Roma ad ottenere i finanziamenti, a ottenere le opere come la Statale 12, come i finanziamenti per l'Arsenale. Bisogna fare questa staffetta per raggiungere i risultati e questo Verona lo ha avuto. Anche Città Olimpica è chiaro che è un progetto di Zaia che è fondamentale per Verona. Quindi da qui partiamo per continuare quello che è già partito, la pianificazione di Verona verso una città diversa, più attenta all'ambiente, più attenta anche al costruito e alla riconversione di aree dismesse. Un dettaglio più squisitamente politico, ha parlato di centrodestra, che sono due parole. Verona è una città di centro di destra, però insomma non estrema. Sì, è così, diciamo mi sono tolta qualche sassolino sul tema dell'estrema destra. Io non la vedo così, secondo me è una strumentalizzazione politica. Ogni volta fra gennaio e febbraio, fra la giornata della memoria e la giornata del ricordo, avviene sempre una consueta schermaglia che ormai sono stufa di sentire. Come figlia di esule friulano, diciamo di Fiume, non mi piace vedere che questo viene utilizzato come una strumentalizzazione. Sono entrambe due tragedie e servono per ricordare, perché bisogna ricordare entrambe le tragedie perché non succedono più, e oggi tra l'altro lo vediamo che invece purtroppo le guerre continuano ad esserci. Un progetto che viene a concretizzarsi dopo un importantissimo lavoro amministrativo che sta veramente ridimensionando tutta la nostra città. Un lavoro volto alla riqualificazione urbana, al recupero anche di un patrimonio storico come i forti della nostra Verona, piuttosto che l'Arsenale, e soprattutto uno sviluppo verso una Verona più verde e quindi sicuramente da vivere a 360 gradi. L'area personalmente la conosco come collega di giunta, è sicuramente un profilo importantissimo anche per essere un ponte con tutto il mondo di quelle professioni, quindi architetti, geometri, ingegneri, con cui oggi diventa veramente fondamentale dialogare per pensare e programmare il futuro delle nostre comunità. Oggi più che una personalità c'è una staffetta, anche la stessa Segala ha ribadito l'importanza di fare gioco di squadra, è una delle parole che in Lega e nell'alfabeto comune, la Segala l'ha proprio sposato. Certo, diciamo che non è stata preparata, non è stata voluta, è una staffetta che si è creata negli anni per quanto riguarda Zanotto, perché di fatto le mie deleghe in regione corrispondono esattamente alle sue deleghe in città di Verona, quindi c'è stata una condivisione su quelle che erano le strategie sulla città e sulla città del futuro che potevano essere ampiamente condivise a 360 gradi, e con Ilaria ovviamente, perché tutto ciò che deve essere costruito deve passare per una pianificazione e una visione complessiva di quello che è tutto il territorio veronese, ma io dico non solo, e quindi si è creato veramente questo affiatamento quotidiano che ha visto il trio Segala, Zanotto, De Berti concentrati a testa bassa sulle partite più importanti della città di Verona, dall'alta velocità alla Statale 12 al Central Park e tutto ciò che si svilupperà nei prossimi anni. Io dico che ho lavorato veramente bene perché ho trovato delle persone con cui condividere anche dei principi e dei valori su come si fa gli amministratori. Quello che poi si concretizza in un'entrata di Ilaria Segala nella Lega è di fatto un percorso che ormai sta proseguendo da anni in cui abbiamo maturato un'esperienza sulla pianificazione delle opere, sulla collaborazione, su quelle che sono anche un percorso per cui anche l'ingegnere Ilaria Segala, lo chiamo appositamente ingegnere perché ha portato con sé la sua professionalità
prima di quello che è un'esperienza politica, perché viene dalla società civile, da un mondo di professionisti, per cui ha maturato prima nella professione tutte le varie esperienze e le ha portate in amministrazione. Questa è stata innanzitutto la sua prima bravura. La seconda bravura è stata sicuramente quella di riuscire a mettere in rete e a condividere le proprie esperienze attraverso quelle che sono anche le deleghe dei colleghi. Nel mio caso la mobilità e traffico, che è molto implicata in quelle che sono le scelte di pianificazione strategica, soprattutto dal punto di vista urbanistico. E in terza battuta la collaborazione con l'avvocato De Berti, vicepresidente della regione, assessore alle infrastrutture, e gli uffici a Roma dei ministeri, con cui ha saputo fare rete per portare a casa, lo possiamo dire così semplicemente, anche tanti finanziamenti del PNRR su progetti importanti di riqualificazione della città. Le parole d'ordine che possono descrivere quello che è stato l'intervento dell'assessore Segani in questi anni sono rigenerazione, trasparenza amministrativa e innovazione. Innovazione anche nei percorsi amministrativi, che ha saputo portare come esperienza dalla sua vita professionale privata all'interno dell'amministrazione per sposare progetti importanti di riqualificazione. Il Pinqua di Santa Caterina, lo skate park, parco della cultura urbana, il Central Park, con tutti i rapporti anche con RFI, per riuscire a portare a casa, veramente lo dico in questo termine perché abbiamo portato a casa per Verona tante progettualità interessanti e fondamentali per i nostri cittadini.